Il lavoro sulla riconquista di Mosul è in realtà un episodio importante di cronaca internazionale che io ho voluto seguire perché era in qualche modo, anche se alla lontana ma non tanto, legato al conflitto in Siria a causa praticamente dello Stato islamico. La riconquista della città di Mosul da parte dell'esercito iracheno che si opponeva all'ISIS era in qualche modo l'espansione di quello che era accaduto negli ultimi anni in Siria. In più, negli anni, lavorando sull'immigrazione, mi ero reso conto che per me era importante ricollegare quello che avevo visto su alcune rotte migratorie con un qualcosa che raccontasse cosa spingeva le persone a partire. E l'avevo in qualche modo teoricamente ricollegato anche con la guerra in Siria, ma mi era sembrato interessante poter andare a vedere quello che succedeva in Iraq, che è da anni una delle fonti di migrazione molto importante verso l'Europa, e ho approfittato di poter visitare e raccontare la riconquista di Mosul perché alcune poi delle immagini di questo conflitto sono andate poi ad implementare quello che è il mio lavoro sull'immigrazione, quindi sulla rotta balcanica e via dicendo, oltre ad essere ovviamente un reportage legato fortemente all'attualità e quindi appunto alla caduta dello Stato islamico di cui in quegli anni si parlava tantissimo e di cui si era creato lo spettro di un allargamento e quindi ovviamente da fotogiornalista quale sono ha avuto per me un duplice interesse, cioè quello appunto, come dicevo prima, di ricollegare il conflitto alla necessità delle persone di scappare e quindi creare dei fenomeni migratori verso l'Europa, ma anche ovviamente quello di poter essere sul posto nel momento in cui c'è un fatto di cronaca internazionale di interesse generale ovviamente. Il conflitto è un conflitto che ha praticamente quasi raso al suolo una delle città più importanti dell'Iraq, che tuttora sta lottando per venire fuori dalla devastazione del conflitto che ha vissuto.